Sì. Facciamo qua l'apprezzamento a tutti voi. Io non ostento in maniera particolare la fascia da sindaco, se non davvero in quelle che sono le occasioni istituzionali, come Sue Eccellenze e Sua Eccellenza l'Arcivescovo sanno. Però oggi ho voluto metterla perché davvero, come è stato scritto in un bell'articolo che oggi la Nuova Sardegna, il direttore di Rosa e Giovanni Bua hanno fatto in quell'inserto sulla Nuova Sardegna, oggi davvero il grande giorno è arrivato. E devo dire che in qualche maniera io come amministrazione potrei dire ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto, però credo davvero che, come scrive il Giovanni Bua, oggi apre grazie alla caparbietà del comune, di cui va dato atto, ma anche alla sinergia per nulla scontata che si è innescata tra istituzioni, attori culturali e imprenditoriali della città. Ecco qua, Giovanni, so che c'è, lo correggo un po', non è solo la città. Qua c'è stata una sinergia tra istituzioni e attori culturali di una regione. Perché se oggi c'è l'orgoglio di Sassari, sicuramente c'è l'orgoglio di istituzioni sassaresi. Noi a Sassari abbiamo lavorato per arrivare a questo giorno con l'università, abbiamo lavorato con la fondazione che ha la sede amministrativa nella nostra città, ma abbiamo avuto il supporto di una giunta regionale, di 2 assessorati in particolare, di assessori alle enti locali e alla cultura. Insomma, in qualche maniera abbiamo coinvolto le istituzioni, però oltre le istituzioni abbiamo coinvolto il mondo della cultura. Siamo arrivati attraverso l'università a Giuliana, alla professoressa Altea, che ci ha presentato la possibilità di accordare e di concordare, di unirci con la Fondazione Nino. E questo per noi è stato il primo salto di qualità, per nulla scontato, come dice Giovanni Bua. Abbiamo contattato Confartigianato, quindi abbiamo contattato le imprese, perché questo è il padiglione, ed era il padiglione storico unico di tutta la Sardegna dell'artigianato sardo, cioè qui c'era la storia, le tradizioni, la cultura, le eccellenze di tutta un'isola. Riaprirlo dopo oltre 25 anni, consentitemi davvero nel ringraziarvi, si merita che il sindaco di Sassari metta la fascia tricolore. Grazie a tutti. È un onore partecipare a questo appuntamento che è di elevazione umana, quindi in questa dinamica di elevazione umana vogliate anche accogliere e gradire ciascuno dalla propria posizione la benedizione del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. La pace sia con voi. O Dio, che alla tua Chiesa pellegrina nella fede hai dato la grazia di rendere presente l'immagine della futura umanità, concedi ai tuoi fedeli che in questo appuntamento rendono lode per le opere dell'ingegno umano e creano una realtà aperta alla promozione della cultura e della persona umana. Ti invochiamo, Padre Santo, e fondi la tua benedizione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dio Onnipotente, sorgente di acqua viva, fa scaturire in questi ambienti e in questi spazi generazioni di vita nuova, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Auguri e complimenti. Grazie Eccellenza. Ancora davvero consentitemi
di ringraziare gli assessori, i dirigenti e i funzionari dell'amministrazione che davvero in questi 3 anni questo progetto che forse non questo progetto è stato fatto davvero. mettiamo giù, se no li blocchiamo nella quindi ce lo fai a po'. Questa è una meraviglia, questo è più bello. No, senti sulle... aspetta, camminiamo come gli sposi verso l'altare, però non ti tengo la mano. Va bene, questa la mettiamo.